Allora, ci ritroviamo qui con Carmelo Bonetta del Vaglio di Cristi Campobello a Sicilia in Bolle per la presentazione dei due nuovi metodi classici, Extra Brut, Grill e del Nero d'Avola. Perché questa scelta, Carmelo? Perché sono i due vitigni che poi rappresentano la nostra azienda. Il Nero d'Avola e il Grillo sono comunque appunto due vitigni autoctoni siciliani che da noi hanno trovato, tra virgolette, la sua terra promessa, sia il Grillo che il Nero d'Avola. Credendo fortemente in questi due vitigni, già noi li facciamo il rosato di Nero d'Avola e il Grillo, la Luce, che comunque avere la consapevolezza che invecchiano bene e che hanno questa capacità di regalare delle sensazioni uniche. Abbiamo, dopo diciamo una lunga ricerca che inizia nel 2012, abbiamo deciso nel 2017 di fare il nostro primo tiraggio e questo, diciamo, in questi giorni lo stiamo presentando. Innanzitutto grazie di cuore, grazie innanzitutto agli organizzatori di Sicilia in Bolle perché ci hanno dato la possibilità di presentare in anteprima i nostri due metodo classico, sono due Extra Brut, 36 mesi, un rosato di Nero d'Avola e il Grillo invece in bianco, perché comunque poteva non essere solo così. E il fatto che Cristo di Campobello ha voluto percorrere comunque anche questa strada è stata una consapevolezza di avere comunque un territorio particolare. Come vedete, per voi ci conoscete, abbiamo questo gesto che è presente nella nostra terra, nel nostro territorio. Diciamo che è quello che poi ci ha spinto, insieme alla conoscenza comunque del Grillo, che noi abbiamo voluto fortemente, diciamo che poi è il vitigno che rappresenta la nostra azienda. Abbiamo vino La Luci e vedendo comunque anche come si presta bene nell'invecchiamento, nell'evoluzione, insieme al rosato di Nero d'Avola che facevamo, abbiamo insieme a mio fratello nel 2012 iniziato un progetto, naturalmente insieme a Giuseppe che è l'enologo dell'azienda, adesso magari poi parlerà pure lui. E siccome appunto, credendo fortemente al nostro territorio, credendo a questi due vitigni, abbiamo voluto essere presenti a Sicilia in Bolle, in ogni caso, con forza, nel senso che, a parte gli scherzi, la Sicilia oggi sta dando dimostrazione da tempo ormai, specialmente nella zona anche di Campobello dedicata. Noi abbiamo un'azienda che è stata ed è, diciamo, una delle che ha fatto il portabandiera del metodo classico, che è l'azienda Milazzo. Non solo per quello, ma naturalmente anche per quello, vuol dire che i territori siciliani si prestano, ognuno naturalmente con il proprio carattere e la sua personalità, e noi abbiamo voluto così rappresentare due vitigni che rappresentano fortemente la nostra azienda, appunto il Grillo e il Nero d'Avola. Detto questo, noi abbiamo fatto poche bottiglie, non è che noi, l'azienda domani deve essere ricordata o l'azienda ha fatto due metodi classici perché vuole come dire, essere come il vino di punta, ma che possa essere invece a corredare la nostra linea. Qualcuno da anni ce lo chiedeva, ma non l'abbiamo fatto per quello, l'abbiamo fatto appunto perché c'è stata una ricerca dietro e un volerlo fortemente. Adesso magari qualcuno di voi già l'ha assaggiato subito dopo la sboccatura, sono passati qualche mese, vedremo anche voi l'evoluzione che ha avuto il vino, perché naturalmente l'ha assaggiato. Abbiamo, come dicevo prima, fatto circa 3.700 bottiglie di bianco e qualche 2007-2008 di rosato, se non vado errato, anche se abbiamo fatto delle magnum, circa 500 magnum di bianco appunto del Grillo.
300-400 bottiglie di Magnum di Rosato. Come vedete oggi l'etichetta purtroppo ancora non è, la bottiglia non è più completamente vestita, la nostra, per chi ci conosce, anche l'etichetta è molto diciamo in sintonia con le nostre altre etichette. Che dire, io vorrei fra qualche minuto iniziare, poi se ci saranno delle domande saremo felici di poter rispondere. Facciamo parlare un po' il vino e poi magari appunto ci ritorniamo. Che dirvi? Spero poter apprezzare comunque il lavoro che c'è dietro ogni vino, e per chi fa questo di mestiere sa cosa significa. Non è facile che le cose poi siano così scontate. Noi cerchiamo sempre di prestare molta attenzione su quello che facciamo, siamo consapevoli che dobbiamo sempre ricercare e migliorare per poter, come dire, fare il lavoro con molta attenzione e cercare poi di trovare l'apprezzamento di chi ci berrà i nostri vini. Grazie e passo la parola un attimino a Gioele. Gioele è un caro amico. Gioele ha avuto anche lui ad agosto, è stato forse uno dei primi in cantina, ha assaggiato appena abbiamo sboccato la sboccatura è stata a fine maggio, e pertanto abbiamo avuto l'onore e il piacere di averli ospiti in azienda e abbiamo condiviso anche con lui 2 mesi fa appunto questi 2 metodi classici. Grazie Carmelo, buongiorno a tutti. Solo qualche parola relativa al fatto che è sicuramente degno di lode in questo progetto di continua ricerca che l'azienda Baglio del Cristo di Campobello sta facendo sul territorio, credere in 2 vitigni della tradizione siciliana e andare a interpretarli attraverso una versione di 2 metodo classico. 2 metodo classico che rispecchiano fedelmente quelle che sono un po' le caratteristiche di queste 2 uve, un progetto su cui l'azienda, come diceva Carmelo, ha creduto e ha fatto sì che ci fosse un valore aggiunto in quella che è la produzione, la gamma dei vini aziendali, partendo appunto da quelle che sono le espressioni, le risposte del territorio di questi vitigni. Il Nero d'Avola ed il Grillo, che in questi areali produttivi leggono il territorio e attraverso appunto la spumantizzazione riescono fortemente a contrassegnarsi da quelle peculiarità organolettiche che poi vedremo presto appunto nel calice. Questo è appunto il mio grazie, il nostro grazie dell'associazione italiana Sommelier e il complimento e l'augurio per questo progetto. Grazie. Grazie a te Gioeli. Prima si parlava appunto di territorio, dei vitigni. Voi come sapete il Grillo e il Nero d'Avola sono 2 vitigni che hanno un'acidità altissima a pH bassi, e questo comunque credo che sia uno dei preludi per poter fare anche uno spumante. Vero è che principalmente i 2 vitigni che poi tutti conosciamo è il Pinot e il Chardonnay generalmente, e noi abbiamo voluto scommettere su questi 2 vitigni che rappresentano la nostra azienda. Adesso spiegare, magari se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda tecnica saremo lieti di poter rispondere, o non solo tecnica, perché posso fare raccontare a Giuseppe come viene fatto il vino, ma questo lo sapete tutti, però è giusto che magari Giuseppe spende 2 parole. Giuseppe Lendini naturalmente, per chi non lo conosce, ma credo ormai lo conoscete da anni che è da noi, e lui aveva 33 anni, l'anno di Cristo, quando è venuto a lavorare da noi. Secondo me siamo Cristo di Campobello, anche lì abbiamo voluto trovare un richiamo, un riferimento, scherzi a parte. Ok, buongiorno
buongiorno a tutti. Niente, come ha detto Carmelo, vi posso spiegare alcuni aspetti tecnici che fra l'altro per il metodo classico diciamo, sono un po' uguali per tutti. Comunque vi spiego che l'epoca di raccolta avviene nella prima decade. Scusate venderlo, prima magari se li versate, no, ma continuate a versarlo, dovete fare, io preferiamo far assaggiare vini, il rosato, iniziamo con il rosato e poi il bianco. Però ormai li potete riempire nel bicchiere, così li facciamo sia il rosato che il bianco, magari poi ci ritorniamo. Come stavo dicendo, l'epoca di raccolta avviene intorno alla prima decade di agosto. Appunto vengono portate in cassette, raffreddate in cella frigorifera, dopodiché viene caricata la pressa e avviene una pressatura veloce, soffice, per appunto estrarre la parte migliore del mosto. Questo ci consente anche per quanto riguarda il rosato, di avere una colorazione un po' più tenue, perché altrimenti andando avanti con la maturazione si potrebbe, essendo che il Nero d'Avola appunto gli antociani sono facilmente estraibili, potrebbe dare molto colore. Ma noi siccome vogliamo una colorazione un po' rosa tenue, tendente un po' alla foglia di cipolla come qualcuno dice, appunto anticipiamo un po' la raccolta. Questo comunque ci permette anche di avere dei pH bassi e acidità più sostenute. Una volta avvenuta la fermentazione, sempre a bassa temperatura, prosegue un affinamento in vasca in acciaio con continui rimescolamenti del feccino per circa 6 mesi. Dopodiché avviene il tiraggio e la maturazione sui lieviti per minimo 36 mesi. Una parte di questa poi abbiamo deciso di allungarla per 50 mesi per vedere appunto l'evoluzione dello spumante stesso. Se avete qualche domanda. diciamo, preferiamo far assaggiare il rosato prima, in quanto meno diciamo, strutturato rispetto al grillo, siamo 12 di alcol per quanto riguarda il rosato, 12,5 invece il grillo. E preferiamo appunto farle sentire così, però dico, l'abbiamo nel bicchiere, poi ci possiamo sempre ritornare perché comunque sono cangianti. Bene, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questo, c'è bisogno di qualcuno che non è così. Grazie. No, niente, io volevo prendere spunto da quest'ultima notizia che ci ha dato Carmelo, quella della gradazione alcolica. Noi abbiamo fatto un convegno d'apertura proprio su questa problematica, quella del cambiamento climatico, che negli ultimi anni sta un po' incidendo forse anche nella produzione del vino e forse ancora di più nella spumantistica. Dico, il problema, se è un problema della gradazione alcolica di uno spumante oltre 15 gradi e mezzo, 12 e mezzo, dico, l'approccio vostro com'è? Perché poi la piacevolezza al consumatore, che è la cosa che molto interessa a voi, dico, com'è questo approccio e se è un problema? Dico, voi, azienda, su questo tema, dico, come vi state organizzando in virtù anche della produzione del spumanti? Come si sente forse. Come dicevo. Come dicevo prima, il cambiamento climatico è in atto, questo è fuori ogni dubbio, non ci sono sorte. L'unica cosa è che dobbiamo cercare tutti assieme di porre molta attenzione a tutto quello che facciamo, per quello che si può fare. Deve essere il mondo intero a cercare di. Detto ciò,
Noi abbiamo una fortuna, la fortuna innanzitutto credendo fortemente a due vitigni che rappresentano comunque un territorio, cioè sono vitigni vocati, vitigni che sono nati lì, che crescono, si sono molto adattati, ma poi la consapevolezza di avere questi terreni. Guardate che quest'anno in Sicilia c'è stato, non solo in Sicilia, credo in tutta Italia, sono stati mesi di 40 gradi e adesso non so se il video qui c'è una vendemmia di quest'anno, se vedete le vigne, appunto rispetto a un territorio particolare che è questo suolo gessoso, che è la caratteristica di quella poca acqua che comunque cade d'inverno, anche se quest'anno rispetto agli altri anni appunto è stato meno piovosa, però riesce a trattenere l'acqua e a rilasciare poi in primavera e in estate l'acqua che ci serve. Non nascondo che quest'anno abbiamo dovuto irrigare, dare irrigazione di soccorso, però le vigne diciamo che da noi hanno trovato il suo habitat naturale. Certo, a cosa succederà? L'augurio è che naturalmente l'equilibrio tra l'alcol, lo grado zuccherino, il pH, l'acidità, queste sono cose. Fortunatamente noi, ripeto, siamo stati fortunati e siamo fortunati. Quando abbiamo iniziato il progetto di costruire la cantina con mio fratello non era, vabbè, facciamo la cantina. Noi l'abbiamo voluto perché eravamo consapevoli delle potenzialità che avevamo nelle vigne e con un terreno particolare. Da lì è nato, perché noi vendevamo le uve, vinificavamo le uve presso terzi e sapevamo appunto le potenzialità. Sul discorso clima auguriamoci tutti assieme che questa tendenza che ormai se ne parla, speriamo che non sia bla 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 come diceva la ragazza, ma che sia qualcosa di concreto, perché rimanere parole, 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 ma poi alla fine dobbiamo cercare davvero tutti assieme di convertire questa rotta. Se ci sono altre domande passiamo, io direi che passeremo al vino. Facciamo questo, facciamo la gioia. Iniziando con Rosato però. D'accordo. In effetti un po' l'eleganza visiva di questo vino conferma anche l'idea e la filosofia produttiva dell'azienda, anche sin da come le uve vengono trattate per poi essere vinificate per raggiungere questo tipo di estrazione, questo tipo di colore. Mi piace appunto utilizzare il termine di eleganza visiva dal momento che ci troviamo con un perlage ancora continuo, nonostante il vino sia stato appunto versato parecchio tempo prima, e questa estrema pulizia, eleganza che appunto al calice mostra. E un po' nella sua coerenza, nella sua linearità, va anche a confermare una prima componente un po' di quella che è anche la caratteristica olfattiva del vitigno, questa fragranza di frutto quasi ancora acerba, ma che nonostante la sua dimensione quasi primaria mostra un percorso tutto in divenire, anche una bella florealità che emerge al naso e anche questi leggeri sbuffi iodati, anche un po' di macchia mediterranea. Al palato anche questa cremosità di bolla mostra anche una sua volumetria, cioè il vino in bocca si spessisce, diventa quasi di sapore, con quella percussione sapido-acida che c'è, che credo sia il fil rouge di questo assaggio, questa acidità, sapidità
che continua, si mostra nella sua eleganza e nello stesso tempo conferma l'equilibrio di questo vino. Grande bevibilità, un buon trasporto anche dal punto di vista della persistenza di alcune sensazioni già avvertite al naso, ma che ritornano appunto nella sua retroolfazione. Ovviamente è una mia impressione, spero che dalla sala venga confermata e che sia anche per voi. Noi abbiamo Camillo che può dare il suo giudizio insieme a Francesco, no? Volendo poi possiamo condividere, qui siamo 4 amici al bar e stiamo raccontando in anteprima un vino che è in evoluzione, perché tu l'avevi sentito appunto un po' di tempo fa, io dicevo questo prima, chi ha avuto la possibilità di sentirlo oggi, sono passati un mese, no? Credo che qualcosa d'evoluzione comincia a sentirsi. Un mese fa era magari meno pronto, oggi, anche se, ripeto, io sono uno che non solo sullo spumante ma anche sui vini fermi noi facciamo fare affinamento in bottiglia prima di essere messi in commercio. Vediamo anche lì nei bianchi di annata. E qui ci accaniamo, come dire, alla ricerca del grado, il mezzo grado, il quarto di grado in meno, perché il territorio siciliano, se il vino è espressione di questo territorio, poi alla fine la domanda sua era sul grado alcolico. La risposta che mi hanno dato altri produttori è quella che il grado alcolico non è, ma è quello che noi diamo poi su tutti i vini, non è una grande preoccupazione. L'importante, e questo lo sappiamo già, è che ci sia estremo equilibrio del vino, perché altrimenti si perde quella caratteristica. Nei due vini, io ho assaggiato anche il Grillo perché poi mi dispiaceva che si riscaldasse, per cui spero che l'avete già fatto anche voi. Nei due vini, e sono d'accordo con Carmelo nella successione prima rosato poi quel Grillo, entrambi ovviamente sono in fase di assemblaggio, ancora si vede che si devono definire gli aspetti. Per esempio per me il primo vino, il Nero d'Avola, è molto di impatto olfattivo, ma risulta ancora più delicato sull'entrata, no? Di cui c'è ovviamente la componente acida che giustamente, visto la vita del vino, rimane come dire quella che attacca di più il palato, rimane quella che è protagonista sia del gusto che dell'olfatto. Mentre già nel secondo vino, ecco, nel secondo vino, e che è poi l'altra questione degli spumanti, no? Della spumantistica, nel secondo vino, che io se volete potete provare a assaggiare, ritrovo un elemento caratteristico che, voglio dire, dà già merito un po' al lavoro che state facendo, perché nel secondo vino c'è una spaccata pronunciata. Ancora ieri, per esempio, che ha partecipato alla degustazione di Tasca, questa cosa l'ha un po' percepita, ma qui è decisamente molto più marcata, ed è questa robetta qua. C'è una salinità, cioè che va anche oltre quello che è l'impatto sapido, che è molto pronunciato. Per cui qui c'è oltre le caratteristiche, se volete, di piacevolezza, di gradevolezza, di intensità, di sfaccettature olfattive. Secondo me quello che rimane importante, secondo me si evidenzia molto di più nel Grillo, c'è quest'idea di terreno, di territorio, di mediterraneità, che non significa vini caldi, ma significa vini di equilibrio, di grande piacevolezza di beva, ma con quel timbro che non solo il territorio, ma che in questo caso nel futuro, se Giuseppe sarà ancora bravo a fare il suo lavoro, che nel futuro contraddistinguerà proprio questa tipologia di spumante. E chiudo con una domanda: è importante per voi fare una vendemmia anticipata o portare a buona maturazione le uve? Scusate vai che ha voluto parlare bene anche di Siamo Sicilia un po'. pienamente d'accordo con quello che ha detto Camillo, appunto il discorso dei due vini. Comunque posso dire questo: noi l'abbiamo assaggiato, la continuiamo a assaggiare ogni giorno, sono in momenti che andiamo a destra e a sinistra, cioè nel senso adesso in questo momento condivido appieno, il Grillo ha un impatto maggiore, però qualche 15 giorni, un mese fa l'avevamo sentito e erano incontrati. Adesso
Questo è tipico dei vini quando ancora non hanno trovato, diciamo, un po' l'equilibrio. Ritornando al discorso che faceva Camillo, guarda, noi abbiamo voluto con forza naturalmente due vitigni autoctoni, ma la terra fondamentale, noi abbiamo pH, adesso tutte e due, cioè qui, come hai detto tu, noi cerchiamo l'equilibrio, non vediamo il grado pappo, il grado zuccherino. Cioè noi dobbiamo capire l'uva andando in vigna, assaggiandolo, ma non solo facendo le analisi, perché le analisi ti danno un dato, poi in vigna tu assaggi e decidi se raccogliere o meno. Qui, come vedete, noi abbiamo deciso di raccogliere il Nero d'Avola, anche se aveva un pH più basso e un'acidità superiore al Grillo, ma sono simili, cioè, siamo 2,9 di pH con forse 3. Poi come acidità siamo intorno a 7 oggi, non all'epoca, perché all'epoca era maggiore, cioè poi in vinificazione naturalmente lo perdi. Dicevo, ritornando al discorso di vendemmie anticipate, noi non facciamo le vendemmie anticipate, noi facciamo le vendemmie quando vanno fatte, cioè quando secondo noi non solo appunto i dati analitici che devono dare comunque un'idea, ma andando in vigna, vedendo l'uva, assaggiando l'uva, vedendo lo stato della vigna, anche le foglie, capire se quel momento è giusto, capire se anticipare qualche volta la vendemmia. Io vi dico una cosa, noi abbiamo iniziato la vendemmia il 1 di agosto e abbiamo finito 2 giorni fa con il Nero d'Avola per i nostri vini più importanti. Siamo in Sicilia, qualcuno può pensare, cioè noi abbiamo, diciamo, da agosto, settembre e parte di ottobre, certe annate meno calde siamo arrivati anche a metà ottobre, anche il 20 di ottobre per raccogliere il Nero d'Avola del Patria. Certo, qui siamo sulla prima settimana di agosto, per avere comunque un alcol, diciamo, per avere quelle non riferita all'alcol, ma riferita appunto al pH, all'acidità, e pertanto siamo in linea. Possiamo fare anche senza microfono. Ah sì, si sente, va bene. Buongiorno ragazzi, scusate l'accento ma noi siamo parmigiani, quindi... Però non l'avete portato per parmigiano. E in aereo non me l'hanno fatto caricare, 100 ml di solito è il consumo che fa mio nipote, di 6 anni a merenda la mattina scuola. Esatto. Per quello fare una considerazione e poi la domanda. La considerazione sicuramente sono due vini che esprimono il territorio, gesso, sapidità, gli agrumi. Mi sembra di sentire una bollicina ancora leggermente evanescente, mi sarei aspettato un po' più di CO2, però per essere il primo anno complimenti, la strada è sicuramente quella giusta. Volevo fare una domanda commerciale e una tecnica. Commerciale, come mai avete scelto Extra Brut? È vero che il mercato adesso sta andando sugli spumanti più secchi, però il mercato è fatto 80-85% ancora di Brut, quindi un residuo zuccherino leggermente più alto. E la domanda tecnica è che pressione sviluppa il prodotto in bottiglia durante i 36 mesi di stagionatura. Rimangono sulla stagionatura perché anche il prosciutto. Allora, per quanto riguarda l'aspetto commerciale, diciamo sul discorso essere brut e extra brut, diciamo che per chi conosce la nostra azienda, noi sui nostri vini, anche quelli secchi, allora, diciamo che personalmente noi non siamo per i vini tra virgolette con residui zuccherini alti e essere un po', come dire, a volte stucchevoli, cosa che non è, sto dicendo per farmi capire, cioè, è proprio la filosofia dell'azienda su tutti i nostri vini, avere questa freschezza, questa mineralità che comunque è data anche da quello, cioè, noi stiamo facendo anche delle prove, dei tiraggi diciamo nature, no? Senza aggiunta per capire, no? Dobbiamo cercare di capire. Quando abbiamo preparato la liqueur naturalmente per
poter fare abbiamo ragionato, abbiamo fatto delle valutazioni, ma non solo noi, eravamo i ragazzi, tutti, i ragazzi della vigna, ragazzi in cantina, ragazzi in uffici, cioè noi coinvolgiamo tutti, generalmente poi cerchiamo di avere un'idea comune, perché poi il bello è appunto la condivisione con gli altri, chi fa parte della squadra. Non c'era un discorso commerciale, ma era un discorso più di personalità, cioè cosa rappresenta questo vino, cosa voleva rappresentare per l'azienda. E secondo noi è stata una via di mezzo, anche se di mezzo significa avere non eccesso di zucchero, poi quello. E abbiamo trovato questo equilibrio appunto essendo una trentina di persone lì un giorno intero a fare anche prove con le liqueur, le cose, sono degustazioni che noi facciamo spesso anche con i vini fermi e secchi. Diciamo che questo è l'aspetto commerciale, noi non ce lo siamo posti, ci chiediamo sempre se questo è un vino che possa rappresentare la nostra azienda, la nostra filosofia e il nostro territorio. Quello è per noi. Detto questo, per quanto riguarda invece, non lo so, ma facciamo dire a Giuseppe. Allora, per quanto riguarda la pressione a fine fermentazione, diciamo, dello spumante, siamo dai 6,30 ai 6,5 bar di pressione, quindi poi c'è una leggera caduta alla sboccatura, però siamo intorno ai 6 bar. Quasi un satellite. Sì. Naturalmente fa 40-45 giorni, alle volte oltre, di fermentazione in bottiglia prima di arrivare a zero. Sì, cerchiamo di farlo andare più lento possibile in modo da avere una bolla un po' più fine per Il territorio si esprime molto coerentemente con il mercato, no? Il mercato adesso sta andando verso il biologico, poi un prodotto molto più secco, è un prodotto con una CO2 meno aggressiva, per cui volevo capire se la scelta era tecnica, nel senso che avevate pensato analisi di mercato, ma mi stai dicendo invece che è proprio Diciamo che un'analisi interna. è coerente col mercato. Diciamo è coerente, ma la principale ipotesi è quella di avere una condivisione che possa poi rispecchiare la nostra azienda, una condivisione che fa parte della nostra ci dobbiamo credere noi prima. Se non crediamo noi su quello che facciamo, se non ne siamo comunque tra virgolette, come dire, soddisfatti poi sulle scelte che facciamo, sarebbe sbagliato. Fare una cosa e non credere sarebbe secondo me la cosa più sbagliata che uno possa fare. Noi abbiamo anche lì deciso di andare verso un extra brut senza pregiudizi per il brut, per la natura, no? Non c'erano pregiudizi, ma abbiamo voluto iniziare questo, diciamo, la sboccatura è stata fatta a maggio, è un 2017, è appunto un 1017, ma anche qui stiamo ragionando se lasciare un po' di bottiglie, ma sono ragionamenti che faremo per dopo. Certo, la nostra prima bollicina messa in bottiglia, siamo consapevoli che dobbiamo cercare, e questo non vale solo per il metodo classico, ma per tutto quello che facciamo, cercare di migliorarsi sempre alla ricerca appunto di trovare poi l'equilibrio, che è quello che poi nella vita dobbiamo trovare un po' tutti. C'era Sì. che voleva parlare? Dietro qualcuno prima? Sì, Allora, in questi giorni abbiamo avuto più degustazioni di varie aziende del mondo e aziende pure nostre siciliane, agrigentine, eccetera, eccetera. E io ho fatto questa domanda alle nostre aziende, la degustazione che abbiamo avuto nelle aziende nostre, ho fatto la stessa identica domanda per cercare di capire. A mio avviso siamo in Sicilia ricercando l'identità del nostro spumante. Siamo in una fase transitoria per cercare di capire cosa vogliamo fare con il nostro spumante. Siamo a Sicilia in bolle, dove insomma ne vedremo stasera di tutti i colori. Voi avete fatto una scelta molto interessante, quella di spumantizzare i nostri vitigni autoctoni, che potrebbe essere una scelta commerciale, una scelta di azienda o un coraggio di avere, insomma, in questo percorso. Io quello che ti chiedo come azienda
qual è l'identità che cercate nei vostri spumanti? Cioè, cosa volete? Perché poi andare un po' a scopiazzare in giro c'è poco da scopiazzare, ognuno può bere quello che vuole, ma l'identità che si vuole dare, che volete dare come azienda all'interno di questi spumanti. Se posso una piccola risposta penso in merito. Già io una cosa è noto le caratteristiche del tavola del frutto rosso, anche se non marcate come un rosso fermo, Scusate, c'è la trovano... possibilità di anzi, rinfrescare un attimo il bicchiere. non sono intervenuto perché parlava Alessandro. No, ma se volete, volete possiamo fare una perché io magari no, ma Allora, permettete una nozione d'ordine, scusate, allora, facciamo mettere il vino, finiamo la degustazione del bianco, così che abbiamo assaggiato Sì, tutte, ma e poi poi facciamo stanno tutte le scaldando domande, perché appunto, perché poi beviamo il brodo. Bene, io Comunque no, vorrei non fare fare questa questo cosa. scusate, uno prende il rosato, il rosé o volete il bianco? no, tutte e due, Porta tutte e due, così sì, non è sentiamo. caldo ormai. Tendo mentre parliamo un attimino. Allora, ritornando alle risposte di Alessandro, noi, forse tu non c'eri, quando noi vogliamo con le bollicine proseguire un percorso iniziato molti anni fa, cioè la ricerca di cercare attraverso i nostri vini esprimere un territorio che è unico, perché è unico, cioè noi davvero lo vediamo dentro l'azienda, cioè noi abbiamo la fortuna di avere 50 ettari d'azienda, 35 ettari di vigne, ma tutte vigne che hanno esposizione e anche micro aree particolari. Cioè noi siamo alla ricerca di esprimere e far uscire il territorio. E a me mi piace quando qualcuno mi dice: Carmelo, sai, l'altro giorno in una degustazione alla Cica io ho assaggiato diversi vini e io prima che arrivava dicevo: questo è un vino di Cristo di Campobello. Quello a me mi dà soddisfazione. Sullo spumante noi abbiamo solo seguito poi le tecniche che sono uguali per tutti, cioè non è che noi stiamo ricercando, noi vogliamo con le tecniche uguali, che poi sono le tecniche che tutti utilizziamo. Naturalmente c'è una cosa che vale più di ogni cosa, che è il territorio, che è il terreno dove nasce la nostra vigna. Ritornando al discorso di prima, stesse vigne, stesse cloni, stessi portinnesti, stessi filari, parte più bassa, parte più alta, raccolti, vinificate con la stessa maniera, raccolti lo stesso giorno, sono due vini, due persone, due caratteri diversi. Questo è la grande l'Italia, grande la Sicilia, grande il mondo. Ogni vino deve esternare il proprio territorio. Adesso magari è ancora presto per dirlo, magari fra qualche mese, fra 2, 4, 5 mesi, ne sono convinto, perché questa è l'esperienza che abbiamo anche sui vini secchi che facciamo, sui vini fermi, no? Certo, noi stappiamo la luce, appena imbottigliato, è buono, dopo 2 mesi migliora, dopo 3 ancora. Certo, dopo 10 anni abbiamo visto che una verticale, nelle verticali che certe volte noi facciamo anche con il grillo, che dopo 10 anni, se uno si fa la domanda, come spesso accade, quale preferisci, molti preferiscono il grillo del 2007, non del 2020. In una degustazione. Questo ci capita non una volta, ci è capitato sempre quando facciamo delle degustazioni per dire un territorio unico, l'espressione di un vitigno, l'espressione di un territorio e la filosofia poi e l'attenzione che ogni azienda, ogni vignaiolo, ogni ingandino, non solo enologo, i candelieri devono fare un travaso come lo fanno, cioè, ci sono tante piccole cose che lì poi è la mano, tra virgolette, come se andiamo a mangiare in un ristorante dove ci sono 2 chef che cucinano lo stesso prodotto, vengono fuori 2 cose con la stessa tecnica, con la stessa magari la cosa, perché la mano comunque è importante e la mano è insieme al territorio quello che noi ci auguriamo di trasmettere a chi berrà i nostri vini, sia il metodo classico che poi i vini fermi, questo è. Ma non c'è un voler scopiazzare nessuno, perché poi la tecnica è quella, cioè se uno vinifica anche bianchi, se uno vinifica anche rossi, poi ci sono diverse tecniche, ci sono molte diverse tecniche. Certo, noi abbiamo scelto di fare quella che per coerenza verso la nostra azienda, diciamo, è uno stile della ricerca della pulizia, dell'attenzione,
dell'eleganza principalmente e avere questi vini che possono appunto essere espressione del territorio. Non so se la domanda comunque è stata, diciamo, era quello poi, non c'è un motivo avere fatto sti vini, perché farlo in un'altra maniera, potrei dire, no? Questa è l'idea dell'azienda, l'azienda è consapevole, ripeto, noi stiamo facendo le bollicine, il metodo classico, lo spumante, chiamiamolo come vogliamo, ma non perché vogliamo essere ricordate per lo spumante, noi vogliamo dire questo è lo spumante di Cristo di Campobello, che è in linea comunque, credo, spero anche voi, con il nostro modo di essere, con il nostro modo di fare vino, con la nostra filosofia e con la nostra attenzione. Grazie. C'era... Sì, facciamo, no, Gianni, ma Sì, facciamo prima la facciamo la- discussione e poi... sì, e poi- Adesso l'abbiamo rinfrescato, così magari non ci ritorna. Io alla fine un po' abbiamo parlato di questo secondo spumante, parto un po' dall'osservazione di Camillo. Si parlava appunto di vino mediterraneo, ma vino mediterraneo, come appunto lui diceva, non deve essere assolutamente sinonimo di calore, di una componente solo pseudocalorica, ma proprio parlerei anche qui di calore mediterraneo, perché in questa sua espressione riesce a fondere un aspetto appunto di bella eleganza olfattiva, ma anche un aspetto di questa sensazione più orizzontale, più piena, più ricca rispetto al primo. Cioè due idee, due codici di lettura differenti tra l'extra brut rosé e il secondo spumante, cioè due vini pensati con in un'ottica, una prospettiva anche temporale differente, a mio modesto avviso, linearità, verticalità, impatto, approccio immediato nel primo, una maggiore predisposizione all'evoluzione temporale che già la si nota all'assaggio già da adesso nel secondo. Io adesso leggevo un particolare che non avevo prima colto e anche mi piace andare a leggerlo. Voi avete riportato una frase nel retro etichetta: visioni di ciò che sarà si fondono adesso a trame di passato. Dico, senza volerlo un po' in questa frase, credo ci sia anche una risposta ad alcuni interventi della sala, cioè pensare in una dimensione futura questo prodotto tenendo però le radici, come appunto dicevamo prima, a quello che la tradizione ci offre. La cosa più bella è vedere appunto questa testimonianza di terra qui sui nostri tavoli e andare a confermare che tutto parte da qui. E poi io ricordo che noi nella degustazione abbiamo percepito, ci fa capire come questa continuità, questa interazione di terroir e di idea di vino che ne è venuta fuori è stata appunto mantenuta fedelmente. Io condivido pieno quello che ha detto Gioeli, perché anche nel retroetichetta comunque c'è voluto questa piccola frase che vorrei chiudere appunto con l'aiuto. Qui c'è uno dei autori, Pietro è lì, cioè Pietro da parte dell'azienda, ma se essendo ragionato anche su queste cose qui, dico lì volevamo non scrivere con chi abbinarlo, perché poi la scelta la lasciamo libera di fare che vuole, però appunto condivido e Gioeli ha colto in pieno. Guardate, noi l'etichetta l'abbiamo presentata ora, nessuno, cioè noi abbiamo messo qualcuna sul tavolo, così è una un'etichetta anche perché non abbiamo ancora materiale, vedete che è mezza nuda, cioè sono mezze nude le bollicine, lo spumante è mezzo nudo, le bollicine mezze nude, no scusate, perché ancora manca parte del bestiario. Siamo davvero in una fase che volevamo condividere, però ritornando un po' indietro, adesso magari lo sento io, se ritornate nel rosato nel bianco, vedete, se dietro al naso, e stanno cominciando a cambiare. Cioè adesso l'impatto al naso è diverso di poco fa, credo, secondo me adesso non so se prima era così anche per voi.
e poi assaggiatelo di nuovo tutte e due, perché comunque sono due vitigni in sequenza, sono diversi, esprimono qualcosa di diverso e sono momenti che ci fanno riflettere, come il vino in evoluzione. Il vino stato nel bicchiere cambia, si sente meno la differenza di struttura di poco fa, anche se uno è 12 gradi e uno 12 e mezzo, almeno questa è la mia impressione, non so se è anche la vostra. Se c'era una domanda di Claudio che passo il microfono. Grazie. Grazie Carmelo intanto per l'opportunità che ci hai dato. Come diciamo prima, l'ho provato 20 giorni dopo circa i campioni che avevi inviato e sono chiaramente altri vini. Credo che per chi bazzica il mondo dello spumante ormai è una certezza. Sono contento di aver parlato alla fine perché nel frattempo ci sono stati altri spunti. E la mia domanda è una, soprattutto all'enologo e a te ovviamente. Camillo ha fatto delle osservazioni, ma con lui spesso ci confrontiamo su quello che può essere lo stile e l'idea. Poi avete detto che chiaramente a livello tecnico si segue la tecnica dello spumante. Io, lavorando per un'azienda che fa spumante ormai da qualche anno, avendo un'idea ben chiara, ho capito che secondo me la tecnica nello spumante forse è una delle cose essenziali, anzi è la principale. Mi permette di dire che è la principale. Oltre allo stile, e là ci riallacciamo a quello che dicevi tu, quando si prova Baio del Cristo, in questi anni mi è capitato tante volte, sia in verticale sia alla cieca, diciamo c'è l'idea di Baio del Cristo, è difficile sbagliare. Chiaramente nello spumante ancora siamo agli albori, quindi è un po' più difficile, non avendo anche il confronto con le annate precedenti, andare a trovare lo stile. A questo punto la mia domanda è: il terreno quando influisce rispetto ai vitigni? Io La mia domanda è questa. io poco fa forse non ho finito di completare la domanda e ti ringrazio di avermi dato la possibilità. Prima dicevo, noi abbiamo dei vitigni, delle vigne piantate su terreni che nella parte alta sono più, il gesso è più fiorente, cioè nella parte bassa, a fondo, diciamo nella parte finale, diciamo che il gesso lo trovi magari sotto 1 metro di terra, sopra c'è più, oltre 1 metro. Allora noi vinificando le stesse uve, la stessa giornata, raccogliendo però separatamente, in funzione al colore della terra, questo abbiamo fatto per decenni, ormai noi abbiamo individuato dove nasce il nostro Lupacre, dove nasce il nostro Naluci, dove nascono i nostri vini, ma così per decenni, e non cambia mai, ogni anno ormai è quello, cioè noi non c'è un momento, allora lì quanto aiuta? Io dico è essenziale, c'è la forza di tutto, tu la stessa vigna la puoi piantare dove vuoi, ma il terreno è lì, cioè non è che tu la prendi e la pianti in un altro posto, cioè porti la vigna, il terreno portarlo in un altro posto diventa anche quel microclima, quell'esposizione, e siamo comunque convinti di questo, tant'è che noi dal primo anno abbiamo iniziato a fare vendemmie per zone, per microaree. Abbiamo individuato delle microaree che oggi, dopo, noi abbiamo iniziato nel 2007 a fare nella nuova cantina la prima vinificazione, oggi siamo alla 15 anni, 16 vendemmie che facciamo, è sempre 16 vendemmie, è sempre quella zona lì, non ci sbagliamo più. Carmelo, io penso in questi due vini alla fine, ok, Nero d'Avola, va bene Grillo, ripeto, secondo me il primo anno comunque è anche una scommessa, credo che sia questo, poi andare a trovare la caratteristica organolettica dei due vini, c'è una cosa più da noi sommelier, no? Alla fine il vino si deve bere, la traccia in comune è proprio questa stabilità, secondo me, eccezionale in entrambi i vini. Poi Camillo aveva fatto un'altra osservazione, chiaramente, che secondo me è fondamentale, sui tempi di maturazione, perché credo non sia facile gestire il Nero d'Avola in maturazione per lo spumante. E immagino che la scelta del rosé sia dettata anche dalla maturazione fenolica del vino, no? Credo. A differenza di Grillo che comunque cedendo meno dalle bucce è chiaro che a maggior ragione nel Nero d'Avola appunto vengono fatte, non dico 2 volte al giorno le campionature, ma quasi ogni giorno, appunto perché in quel periodo c'è molto squilibrio nel grappolo, sia nel grappolo sia in tutta la vigna. Quindi come ben sapete il Nero d'Avola ai primi di agosto non è completamente colorato, ci sono aree verdi, grappoli completamente verdi, quindi bisogna stare molto attenti e non dormirci la notte come dice Carmelo, appunto.
Grazie. La ricerca è, diciamo, il territorio ti aiuta, ma poi l'attenzione in vigna e l'attenzione in candina, perché tu puoi avere la migliore uva del mondo, no? Poi in candina basta un attimo, rovini tutto. Ripeto, noi con questi due spumanti cosa abbiamo voluto? Abbiamo voluto essere naturalmente con Borsa presente a Sicilia in bolle. Cioè, scusate la battuta, ma è davvero da anni. Se portavi tuo padre ce l'avevamo. Da anni con Borsa del talk show, però noi ci abbiamo creduto perché appunto abbiamo questo terreno che è particolare, per noi è tutto, no? E come dicevo prima, la candina non si è fatto. Vabbè, facciamo la candina e poi facciamo il vino, no? Prima abbiamo fatto vigna, poi abbiamo fatto prove di vinificazione, consapevoli delle potenzialità che aveva il nostro territorio, abbiamo deciso di costruire la candina l'abbiamo costruita molti anni dopo, cioè prima c'è stato un lungo percorso. Ma su tutto quello che facciamo, guardate, questo progetto parte nel 2012, cioè non è una cosa che è nata ieri, è come quando noi abbiamo messo in commercio la luce, il grillo. Cioè noi abbiamo messo il grillo nel 2009, ma è stata prima, comunque che qualche anno prima, a capire cosa noi dovevamo fare. Per esempio su Lupatri, io dico una cosa, il nostro primo vino che è stato Lupatri l'anno 2007, come la Denzia Rosso, come tutti i nostri vini, anche il Laudale, noi abbiamo una vigna che non spianderemo mai, noi stiamo spiandando il Cabernet Sauvignon, non abbiamo più una vigna di Cabernet perché abbiamo piantato Grillo, abbiamo piantato Nero d'Avola, stiamo ritornando all'autoctono, quando prima vendevamo le uve e non riuscivamo a vendere il Nero d'Avola, il Grillo, l'Inzola, abbiamo spiantato Nero d'Avola, Grillo, l'Inzola per piantare Cabernet, Merlot e Chardonnay e compagnia bella. Dal 2005, prima che facevamo la cantina, con mio fratello si era pensato di fare anche il rinnesti, noi abbiamo rinnestato, abbiamo spiantato, stiamo ancora spiandando, abbiamo le ultime 2 o 3 piccole cose. È vero è che c'è un pezzo di vigna che si chiama Laudare, dove c'è il Cristo, dove anticamente c'era il Cristo, lo andavano a lodare, appunto il nome Laudari, che da noi ha trovato un'espressione che viene apprezzato e non la spianderemo in questo momento, non lo vogliamo spiandare, ma l'attenzione maniacale è sulla ricerca dei vitigni autoctoni. Io credo che poi, rilacciando sempre alla domanda che prima dell'osservazione faceva Camillo, cioè noi dobbiamo puntare molto sul territorio, sui vitigni autoctoni, cioè questa sarà la forza, visto anche il visto del cambiamento climatico. Cioè un Cabernet Sauvignon, un Merlot, magari in certe parti della Sicilia può anche venire bene, mentre ha avuto forse più successo lo Chardonnay, che si presta più in diverse zone. Ma guardate che il Merlot e il Cabernet Sauvignon non è detto che si presta in tutta la Sicilia. Cioè questo cosa denota? Denota una cosa, denota che ogni vitigno nasce in quel territorio ed è espressione di un territorio. Io credo che avere voluto con forza spumantizzare 2 vitigni che per noi sono e rappresentano la nostra azienda, il Grillo e il Nero d'Avola, non è una scommessa, anche perché noi non stiamo facendo comunque questo come diciamo a livello commerciale, ritornando al discorso commerciale, non puntiamo, noi vogliamo il nostro metodo classico, il nostro spumante, lo berremo per Natale, per qualche augurio, spero che lo possano bere anche i nostri, diciamo, appassionati o chi apprezza il Cristo di Campobello, perché in tanti, ripeto, avevano ed hanno un'aspettativa, perché torniamo a un discorso di Grillo, la Luci, che noi abbiamo fatto questo vitigno pensando che doveva essere un vino che dopo 2 o 3 anni massimo, cioè un vino normale, no? Non era un vino studiato come il Laudari, che magari nasce per essere un vino che deve come dire, durare oltre 10 anni, mentre noi siamo meravigliosamente colpiti ogni giorno quando stappiamo, peccato che ne abbiamo poche, bottiglie di annate vecchie di La Luce. Cioè sono vini che anche se lo metto a confronto con il Laudari, cioè, qualcuno dice ma scusate, qua c'è qualcosa che adesso Laudari non Chardonnay, scusate per chi non perdonate, cioè noi stiamo paragonando un Grillo che nasce con una vinificazione naturalmente non pensata per durare nel tempo, e noi ci sta dando invece
ma non solo il Grillo, non solo la luce, anche la Denzia, Bianco, anche il Laudari, però il Laudari nasce con quella struttura, cioè quella è come fa la Malolattica, che viene fermentato in baricche, il Laudari è un vino pensato per durare il tempo. Mentre la luce no, ma ci sta dando delle piacevoli sorprese, che noi anche sul Grillo, che abbiamo messo sullo spumante, se ha questo, però è troppo presto dirlo, no? Dovremmo vederlo fra qualche anno, fra qualche mese, fra 6, fra un anno, fra 2, vedere come evolverà, anche se noi ne siamo convinti che farà un percorso avendo appunto testimonianza dei 2 vitigni che nascono nella nostra terra. Detto questo, che vi devo dire, io non so l'ora, ma se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, io sul vino appunto. Giovanni, chiedo. No, non c'è bisogno, io la faccio così. Io potete mettere i tappi nelle orecchie. Allora, faccio una brevissima premessa. A parte l'abilità della famiglia Bonetti, poi c'è la componente, diciamo, fortuna. Qual è la fortuna della famiglia Bonetti? Quella di avere un terreno, un suolo, un territorio, un clima unico. Io tante volte pensavo, a forza voi di portare pezzi di gesso, dico fino a poco non ne avrete più, perché ce n'è tanto, cioè è un territorio unico. E io anzi faccio una piccola interruzione, provate a prendere un pezzo di gesso, strofinatelo, polverizzatelo nelle mani, mettetelo al naso e sentirete qualcosa, poi mettete il naso nel bicchiere, oh c'è il gesso effettivamente. E allora, quindi questo è fondamentale, perché senza queste 2 abilità, terreno e tutto il resto, grandi vini non se ne fanno. Allora, i vostri vini li conosciamo benissimo, li apprezziamo tutti l'apprezzano, lo spumante. È chiaro che un'azienda come la vostra era normale cercare di fare anche un grande spumante. Secondo me la strada è giusta, perché mi pare, quindi tu stai dicendo ancora avete dello Chardonnay. No, abbiamo dello Chardonnay che facciamo a lavorare. Vabbè, potevate dire, dice da domani in poi facciamo spumante. Giusto? Oh. Però giustamente avete detto, i nostri cardini aziendali sono da tempo Grillo e Nero d'Avola. E noi dobbiamo provare a fare dei grandi spumanti da questi 2 vitigni. E allora, io te l'avevo detto già, avevo assaggiato il bianco, il rosato no, l'ho assaggiato oggi vi ho assaggiato il bianco, che è diverso rispetto da quello che ho assaggiato un mese fa. È diverso. Oh. E allora secondo me la strada è molto giusta. Cioè in questo momento io, se fossi a Bruxelles, come sono ogni anno, prendendola alla cieca non gli avrei dato una medaglia d'oro. Però la strada è quella giusta. È quella giusta, ma può darsi che già queste bottiglie fra 6 mesi, fra un anno, sono già da medaglia d'oro. E allora che significa? Io giustamente dice l'amico che non è fare spumante come fare gli altri vini, sono 2 cose diverse. La tecnica è importante, sì, ci saranno 1000 libri, ci saranno 2000 manuali, ma un discorso è leggerlo, un discorso è farlo. Quindi l'approccio è quello giusto. E secondo me veramente puntare su questi 2 vitigni, e come dico sempre, la Sicilia, continente del vino, la Sicilia che ha vigneti a 0 metri sul mare, fino ai 1000, potremmo andare oltre con questa ormai clima che sta andando verso il tropicale, saliremo con i vigneti. Non capisco perché le Madonie sono esenti da vigneti, sono le zone secondo me del futuro. Ancora magari solo una precisazione storica, sono esenti oggi da vigneti. Sì. Lo so, mio nonno aveva il vigneto, la mia famiglia di Gangi, ognuno aveva il suo vigneto. No, lo dico vigneto per fare le aziende, ora qualcuno comincia, però dico io, tutti puntano a lettera, ma io con pochi soldi punterei a comprarmi dei terreni giusti sulle Madonie che potrebbero essere il futuro. Comunque, allora, quindi questo discorso, la Sicilia è capace di dare grandi vini. Io poi alla fine, fra un anno, facciamo una cosa, facciamo un assaggio alla cieca tra spumanti siciliani fatti con gli autoctoni e spumanti fatti con Chardonnay e Pinot Noir,
li facciamo alla cieca. Qua ci sono professionisti e lo capiranno, ma io penso che il 98-99% delle persone che bevono gli spumanti perché debbono piacere, debbono essere bevibili, non riusciranno a capire quali sono Chardonnay e Pinot Noir e quali saranno Grillo e Nero. Guarda, questo ci capita, Giovanni, ti ringrazio per questo, ci capita spesso, come ti dicevo prima, quando noi stappiamo qualche bottiglia di Grillo di annate vecchie. Sì. Cioè lì c'è qualcuno che comincia a dire ma cos'è? Cioè, non sto, io ho dei grandi personaggi, no? E questo è l'evoluzione di un vino perché ha quelle caratteristiche, quelle note. E ripeto, a noi ci ha portato anche questo a volere non toglierlo, niente togliere lo Chardonnay, perché ho detto noi abbiamo parte di Chardonnay che lo stiamo lasciando, al discapito abbiamo tolto tutto, perché comunque da noi ha trovato davvero un suo perché. Oggi ci sono molti ristoranti che a noi non solo italiani, principalmente italiani, ma che vogliono quel vino. Noi ne siamo orgogliosamente, come dire, soddisfatti di questo perché ce lo chiedono al di là di tutto. Però quando io metto il Laudare 2009 e la Luce 2009 alla cieca, Sono difficoltà. molto te lo dico così, molto apprezzano più la Luce 2009 che lo Chardonnay. E siamo sullo stesso territorio. Stiamo parlando di, vabbè, ma questo la terra è una, due vitigni diversi, certo. Naturalmente quando poi tu gli dici quali sono e che cosa sono, uno fa una lavorazione diversa, naturalmente stiamo parlando di tecniche diverse anche lì, la vinificazione. Noi purtroppo non facciamo uno Chardonnay secco, noi lo facciamo fermentato, cioè lo facciamo secco ma non in acciaio, fermentato per parte in baricche, pertanto sono due vitigni diversi, però nell'evoluzione che ha il Grillo, guardate che è una cosa davvero che noi sta stupendo a noi, cioè ancora questa freschezza, questo colore verdolino, questa acidità che dice questo vino può durare ancora, certo poi con un mondo di miele, di burro fuso, di tutto quello che vuoi, per una longevità. E questo se noi immaginassimo per un momento, noi l'abbiamo immaginato, noi che abbiamo fatto il vino, l'abbiamo immaginato nello spumante. Perché no? L'hai fatto bene. Vedremo. Certo, oggi questa è la nostra prima uscita. Può essere che magari fra 3 anni, 1 anno, 2 anni andremo a stappare sti vini e noi ci dobbiamo rivedere un attimo le cose. Può essere invece che ci può anche stupire, così come è stato con tutti gli altri nostri vini, che anche la linea, tra virgolette, meno impegnativa, noi sappiamo CDC, stappando il 2009, è stato il primo anno che abbiamo fatto il 2009 bianco, dico, i rossi diamo per scontate che reggono il tempo, ma noi se stappiamo il 2009 è superiore al 2020 per qualcuno. Non per niente con Stiamo CDC parlando vincete di le medaglie d'oro. Meno impegnativo, cioè, per l'azienda, ma che hanno questa longevità, questa ancora freschezza. Credo che non è solo l'attenzione che noi poniamo, e credo che lo poniamo tutti nel lavoro che facciamo. Ognuno di noi pone nel lavoro l'attenzione massima e cerca di dare il meglio, il massimo per preservare quello che poi la natura ci dà. Ma c'è una componente che noi, con tutto l'amore e la cosa che vogliamo, la terra è lì, non è che possiamo darcela noi. E questo è, credo, forse non solo credo, ma con certezza, che la terra è fondamentale, ma per noi, diciamo, al di là di tutta l'attenzione che possiamo dare, il maggiore, come dire, il maggiore... no, la maggiore dote, come dire, qualcosa che va oltre a quello che uno può è. La terra, ritorniamo sempre al discorso di terroir, di terra, la terra è particolare, il fatto che a noi ci stupisce ogni giorno assaggiare vini di annate vecchie, anche sui bianchi, perché guardate che non è che era scontato che in Sicilia i vini bianchi potevano reggere il tempo, cioè io non lo so, adesso magari c'è un'attenzione particolare. Adesso stanno tante aziende, io stappo dei vini anche di altre aziende, non solo la nostra. La Sicilia è un continente, stiamo facendo un bel lavoro, quando andiamo fuori, vabbè, certo, adesso ora per la Sicilia nulla togliere l'Etna, io rispetto l'Etna, però ogni territorio credo che è unico e come noi persone, ogni persona è un territorio e per noi è fondamentale, certo. Ci aiuterebbe molto se riuscissimo insieme ad altri nel nostro territorio a far emergere questa territorialità che è difficile.
però noi non dobbiamo mai demordere, perché aiutare un'azienda come la nostra, non solo con il nome, perché noi fortunatamente oggi facciamo circa 350.000 bottiglie, fortunatamente ha finito il vino anche in momenti dell'anno scorso, anche in momenti di pandemia, per noi è un motivo di soddisfazione, tra virgolette, anche perché noi viviamo poi di economia, noi ogni giorno abbiamo tutti i nostri problemi, però la cosa più bella è quando a settembre già alla luce non abbiamo più una bottiglia, dice qualcuno come non c'è una bottiglia, e ogni anno abbiamo sempre cercato di migliorare, tant'è vero che abbiamo piantato negli ultimi anni altri 5 ettari di grillo in azienda, abbiamo cercato di piantare altre vigne, stiamo spiantando, tra virgolette, spiantando e ripiantando su altri terreni meno vocati degli ulivi. Gli ulivi noi è l'unica pianta che riusciamo a trasferire e dopo qualche anno dargli vita. Abbiamo fatto questo, abbiamo altri 3 ettari di vigna perché vorremmo aumentare poco alla volta, mai strafare. Ma è tardi, vero? Dobbiamo andare. Sì, no, io... concludi. No, dicevo... Carmelo, tranquillo. No, dicevo... davvero è bello questo, cioè nel senso che fare dei vini che poi comunque ti danno la possibilità di essere apprezzati, perché quello poi ognuno di noi è riuscire a vendere il suo vino anche se non c'è un territorio dietro le spalle. Per noi Cristo di Campobello è Cristo di Campobello e non ha un territorio che aiuta a vendere. Certo, se ci fosse un territorio sarebbe un'altra cosa, ma dobbiamo darci spallate destra a manca, cercare di farci i nostri spazi, non avendo un territorio, e cercare di riuscire a portare nel bicchiere i nostri vini. E lì è nato tutto nel 2009, quando abbiamo presentato come dire, la nostra azienda. Qualcuno magari dice: ma questo è Cristo di Campobello, sarà pure un nome inventato. Cioè no, noi siamo incontrati a Cristo e Campobello è il nostro paese, lì volevamo raccontare dove nasce un vino, dove nascono le nostre vigne, c'è la contrada, il paese. Certo, ora dice la croce, ma sì, ma la croce noi l'abbiamo del nome di Cristo, l'abbiamo messo nelle nostre vigne, era un modo di raccontare un territorio, no? E che cosa abbiamo noi? Noi abbiamo solo la terra e sempre la portiamo in giro, la contrada che è la contrada Cristo, il territorio appunto Campobello è il nostro paese, e poi l'attenzione maniacale su tutto quello che facciamo. Non ci torniamo la notte, a volte lo dico, qualcuno non ci crede. Grazie per me. Grazie a tutti voi, davvero grazie a te, grazie a Camillo, grazie a voi. Che dirvi? La riassaggeremo fra qualche mese quando la bottiglia sarà vestita.